vite sui viaggiatori, la Regione Veneto annuncia ulteriori controlli su chi arriva da paesi a rischio e su chi torna dalle vacanze. Sorvegliati speciali porti e aeroporti, l'ordinanza del Presidente Zaia. Intanto crescono i contagi, a rischiare di finire in ospedale sono i non vaccinati. Al Caponcello stamattina ricoverato in terapia intensiva un cinquantenne che non era immunizzato. Nuovo appello dell'ULSS ai giovani. Sanitari Novax, si infiamma il dibattito per l'ordine degli infermieri di Treviso. Chi non si vaccina deve cambiare mestiere, il cittadino ha il diritto di sapere se chi lo cura è vaccinato o meno. Shock in via Castellana a Treviso, dove è morta una bimba di appena 2 mesi nella serata di sabato. Inutili soccorsi, nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia. Incidente poco prima dell'alba di oggi lungo la statale 14 tra Fossalte e Portogruaro. Su una auto viaggiava una coppia di Motta di Livenza, entrambi 23enni, sono gravissimi, in ospedale. Diventa un caso politico la preghiera dei fedeli suggerita dalla diocesi alle parrocchie. Si critica l'autonomia, la denuncia del capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Treviso. Mezza Marca trevigiana interessata dal passaggio della Gran Fondo Pinarello Trasporto, Turismo e Amicizia. In 2000 alla partenza muniti di mascherina. Per la consueta rubrica domenicale dedicata agli oggetti della nostra storia, questa sera vi raccontiamo di una mamma che non c'è più. La dedica in musica dei 10 figli fonde tradizione e ricordi di famiglia. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In apertura di questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, il giro di vite annunciato nella giornata di oggi dal Presidente del Veneto Luca Zaia. La Regione è pronta a intensificare i controlli su chi arriva dai paesi a rischio e su chi torna dalle vacanze. Allarme variante Delta, il Veneto pronto al giro di vite sui viaggiatori. L'annuncio del Presidente della Regione Zaia, che sta lavorando ad una nuova ordinanza per incentivare i controlli agli arrivi negli aeroporti, nei porti e nei confronti dei cittadini in generale che provengano da paesi europei che oggi sono oggetto di forte contagio. Conto di firmarla alla volta di domani, ha detto il governatore, in modo che ci consenta di essere operativi già nei primi giorni della settimana con una campagna di tamponi aggressiva. I controlli, precisa Zaia, riguardano anche i viaggiatori che rientrano dalle vacanze e non solo. A preoccupare è la crescita dei contagi, 379 in Veneto nelle ultime 24 ore, trascinati dalla variante Delta. Nella Marca è già prevalente e che si accanisce soprattutto nei confronti dei non vaccinati, riaprendo le porte degli ospedali per chi non è immunizzato. Abbiamo un caso anche oggi purtroppo di una classe 68 in terapia intensiva appena arrivato, e ho fatto il giro in ospedale appena arrivato, che purtroppo anche questo non è vaccinato. E per i prossimi giorni, vista l'elevata contagiosità di questa variante, ci si attende un'impennata di casi soprattutto tra i giovani. Noi come ciclo di copertura completa dei 12 anni in su abbiamo il 48,5% e come immagino è molto basso. Siamo coperti sul fronte over 70, siamo scoperti sugli altri fronti. Di qui l'accorato appello del direttore dell'ULSS. Oggi facciamo solo Pfizer, quindi un vaccino che è comprovato, che è sicuro, per cui piuttosto di tornare in ospedale e riprendersi la malattia come sta succedendo per i non vaccinati, vi prego, vaccinatevi. L'altro messaggio importante che deve passare: se avete un minimo sintomo, se pensate di essere stati in contatto con qualcuno di positivo, se tornate dall'estero, oltre che mettervi nelle aree a rischio tipo la Spagna, la Croazia eccetera, dovete mettervi in quarantena e dovete ovviamente fare il tampone. I centri sono aperti, il tampone è gratuito, per cortesia andate a farvi il tampone. Questo è il messaggio forte e chiaro, l'ennesimo dell'ULSS 2 Marca trevigiana, mentre infiamma la polemica attorno ai sanitari Novax. Come sapete, mercoledì scatteranno ben 200 diffide, ma una presa di posizione fortissima, molto netta, arriva dall'ordine degli infermieri di Treviso. Non possiamo accettarlo, cioè, le dico, gli operatori sanitari tutti devono tutelare la salute di tutti i cittadini e ancora di più dei cittadini che necessitano di cure. Per cui o cambiano lavoro, se proprio non vogliono saperne di vaccinarsi, devono cambiare lavoro.
Personale sanitario non vaccinato alla vigilia delle prime 200 sospensioni annunciate dall'ULSS 2 dalla prossima settimana si infiamma il dibattito. Tolleranza zero da parte dell'ordine delle professioni infermieristiche nei confronti degli infermieri Novax. Che tra l'altro si rifiutano anche di fare il tampone. Adesso non vogliono neanche più sottostare alla sorveglianza sanitaria perché molto probabilmente hanno paura di risultare positivi e poi lo sanno benissimo che dovrebbero risponderne loro personalmente se vengono a contagiare appunto i pazienti nel reparto. Il problema ora sarà quello di riuscire a garantire tutti i servizi quando i Novax saranno sospesi. I numeri sono preoccupanti. Tra ospedali, case di riposo, sanità privata e liberi professionisti ci sono nella Marca 2.847 sanitari non vaccinati, 20.000 in Veneto. L'allarme è soprattutto per le RSA già in crisi nera per carenza di infermieri. Per quanto insomma siamo stanchi, sfiniti, siamo più disponibili a sopperire all'assenza dei Novax piuttosto che pensare, e le assicuro che siamo veramente impauriti e disperati al pensiero di affrontare un'altra ondata. E l'ordine degli infermieri rincara la dose. Inaccettabile che chi deve curare e proteggere la salute dei cittadini rischi di contagiarli, magari infettando chi proprio perché malato è più debole e impossibilitato a vaccinarsi. Il cittadino ha il diritto di sapere quando entra in ospedale o quando entra in una struttura sanitaria o sociosanitaria, di sapere chi non è vaccinato. Chi non si vaccina dovrebbe pagarsi le cure di un'eventuale malattia. Sono le parole utilizzate nel corso della nostra diretta del mezzogiorno dal presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno, Mario Pozza, collegato il tema del Green Pass con i primi sì da parte delle categorie economiche. Lo Stato ti mette a disposizione il vaccino, se ti vaccini bene, se non ti vaccini, se ti ammali paghi la degenza in ospedale. E allora così vediamo quanti andranno allo sportello a prenotare la vaccinazione. La presa di posizione netta arriva da chi rappresenta di fatto tutte le categorie economiche di Treviso e Belluno. Il vaccino quindi non è solo uno scudo sanitario ma anche economico, soprattutto in un momento che per molti settori, manifatturiero in primis, è di effettiva ripartenza. Bisogna che assolutamente tutti quanti noi ci vacciniamo perché è anche un costo per la società, un costo perché chi non si vaccina, che si becca il contagio, va a gravare sugli ospedali, va a gravare sulla nostra sanità pubblica. E non va bene così. Connesso al tema delle vaccinazioni, quello del Green Pass, con il governo pronto a prendere una decisione in settimana, anche alla luce delle indicazioni della cabina di regia che si riunirà martedì. Si tratta di capire innanzitutto in quali situazioni utilizzarlo, dagli eventi in genere ai concerti, passando per palestre e ristoranti. Favorevole al Green Pass si è dichiarata in queste ore la Confturismo del Veneto con Marco Micheli. L'obbligatorietà si sta facendo strada in tutta Europa, dice. Sulla falsariga lo stesso Pozza. Bisogna iniziare a mettere delle regole, altrimenti qui ognuno fa quello che vuole e dopo alla fine il conto lo paga tutta la collettività. Noi abbiamo fatto sforzi come imprenditori, ad esempio nei ristoranti, mettere tutti gli strumenti di protezione, eccetera, e dopo siamo stati chiusi e sono stati riaperti. Ecco, però ci vuole uno sforzo collettivo da parte di tutti. Che servano regole per tenere a bada il contagio, lo dice anche il sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto, Mario Conte. L'obiettivo è scongiurare un'altra stagione di chiusure, magari in pieno Ferragosto. Credo che tutto ciò che può servire per evitare di chiudere le nostre città, cosa che io sinceramente non voglio più fare, dobbiamo aprire una discussione e cominciare ad affrontarlo. Non lo so se la soluzione sia il Green Pass, dobbiamo capire come funziona e con che strumenti, però tutto ciò che consente alle persone vaccinate di poter continuare a guardare il futuro con ottimismo, dobbiamo cominciare a discuterlo. Serve una via italiana al Green Pass, possiamo dirlo? Serve un Green Pass sburocratizzato, semplice e pratico. La cronaca ci porta in via Castellana a Treviso, dove ieri sera è morta una neonata di soli 2 mesi.
Il fioco rosa fuori dalla porta di casa dà ancora di più il senso della tragedia che ha colpito una famiglia di extracomunitari residente da anni in questa palazzina di via Castellana a Treviso, passata dalla gioia di una vita nuova a quella di una morte improvvisa. Sono circa le 8 di sera quando scatta l'allarme per una bambina di soli 2 mesi che si trova nella culla accanto alla gemellina. È la madre che le aveva da poco allattate a rendersi conto che la figlioletta non respira. Le urla disperate fanno correre il marito dalla stanza vicina, da lì la chiamata al SUEM che si precipita sul posto con l'ambulanza. Seguono momenti concitati e drammatici, testimoni gli stessi vicini di casa. Sono venuti qua, suonavano, ma come non funziona il citofono, io ho chiesto dove volete andare, la Rashida ha detto andate all'ultimo piano, prima porta a destra, e io ho già accompagnato fino là, poi sono andato via e ho visto il bambino che era là su poltrona in entrata, sentivo solo la signora che piangeva. Ho visto l'ambulanza, è solo questa, posso dire che ho visto l'ambulanza e la bambina come che l'hanno portato via, intubata già, secondo me era. Inutili soccorsi, la situazione in realtà era già precipitata, ancora ignote le cause della morte prematura, anche se si sospetta che la piccola possa essere soffocata per un rigurgito o per aver inalato inavvertitamente del latte. Sarà però la probabile autopsia a fugare ogni dubbio. Per questa palazzina un dolore che si riapre, visto che poche settimane fa in un appartamento è morto per cause naturali un 20enne ritrovato cadavere dalla madre. È una tragedia, sì, un bambino appena nato. Settimana scorsa è stata un'altra tragedia qua. Mi dispiace che il bambino una signora anziana, figlio è morto. Ancora per la cronaca, terribile schianto poco prima dell'alba di oggi a Fossalta di Portogruaro, lungo la statale 14, coinvolte 3 auto, 6 feriti, 2 dei quali un ragazzo e una ragazza di 23 anni, entrambi di Motta di Livenza, sono ricoverati in gravissime condizioni, uno all'ospedale di Udine, l'altra a Mestre. I 2 giovani si trovavano a bordo di una Ford Fiesta che nell'impatto con un Audi A4 si è rovesciata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Portogruaro che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalle lamiere i 2 23enni rimasti incastrati. Stabilizzati dai sanitari del 118 sono stati trasferiti così all'ospedale. E dalla tarda mattinata di oggi è stato attivato il piano provinciale per le ricerche di un uomo di 85 anni che si è allontanato a piedi da casa e forse annegato nel bacino del lago Madrucca a Fregona. Sopra l'abitato di Borghella a Sant'Andrea di Vittorio Veneto sono state difatti ritrovate delle ciabatte che potrebbero far pensare che l'uomo sia caduto nel canale dell'Enel morendo poi nelle sue acque. Molto imponente la task force di uomini e mezzi con i vigili del fuoco, i carabinieri, i sommozzatori da Mestre. Alle 18:30, 19 circa, le ricerche sono state interrotte e riprenderanno domani mattina. Tra l'altro, sempre a livello di aggiornamento di cronaca, un incidente si è registrato poco fa, un incidente stradale nella zona di Salgarede. I pazienti sono rientrati pochi minuti fa con codici di media gravità. Sono stati portati negli ospedali di Treviso e all'ospedale All'Angelo di Mestre. Voltiamo decisamente pagina e occupiamoci di una polemica politica che è scoppiata proprio nella giornata di oggi, una domenica di polemiche via social e non solo a Treviso per un passaggio, pensate, della preghiera dei fedeli distribuita dalla diocesi di Treviso alle parrocchie, nella parte in cui si chiede di pregare perché i popoli della terra non cedano alla tentazione dell'autonomismo. La denuncia è stata fatta dal capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Treviso, Barbisan. Nella preghiera dei fedeli della mia diocesi ho letto una preghiera contro l'autonomismo e proprio da un'istituzione che da un millennio forse più pratica l'autonomia territoriale delle diocesi nei confronti della Chiesa universale, questo non me lo aspettavo. Ha strabuzzato gli occhi 2 volte Riccardo Barbisan, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Treviso, la prima volta da fedele cattolico e praticante, la seconda da leghista doc. Il passaggio incriminato nella preghiera dei fedeli contenuta nell'opuscolo settimanale La Nostra Messa che la diocesi dirama alle parrocchie. I popoli della terra, questa è l'invocazione, non cedano alla tentazione dell'autonomismo e dei piccoli interessi locali. Apriti cielo in tutti i sensi.
forse un malinteso significato del tema dell'autonomia e conseguentemente del movimento politico dell'autonomismo. Noi abbiamo sempre posto l'autonomia come tema positivo, come assunzione di responsabilità e non come chiusura o come disinteresse rispetto a ciò che avviene nelle altre parti del mondo. Barbisana segnala la cosa anche via social e la domenica trevigiana scivola via tra commenti pro e contro. La stessa diocesi ne viene poco dopo a conoscenza ma non rilascia dichiarazioni pubbliche. Una cosa è certa, i livelli liturgici trasmessi alle parrocchie spesso nella forma e nei contenuti ricalcano le linee della Conferenza Episcopale Italiana, la CEI, inverosimile quindi che ci sia un riferimento all'attualità politica o agli stessi referendum veneti per l'autonomia, ma tant'è, per Barbisan serve un chiarimento urgente. L'appello che voglio lanciare sommessamente è questo: cerchiamo di non connotare il tema dell'autonomia e dell'autonomismo con dei tratti negativi e viviamolo come l'applicazione del principio europeo della sussidiarietà, secondo cui le competenze che può svolgere un organo locale le deve svolgere un organo locale, invece le competenze di un organo statale o interregionale devono essere fatte appunto da organi statali o interregionali. Adesso l'economia con le novità che arrivano dal mondo del Prosecco. Dopo le nomine della DOCG del Superiore di giovedì sera, dall'Istat arrivano i dati sui primi 4 mesi di vendite all'estero ed è boom alla faccia del Covid. Il Prosecco batte un nuovo record, mai così tante bottiglie sono state vendute all'estero come in quest'anno. Con un più 17% sulla base dei dati Istat, nel primo quadrimestre sono finite oltre confine oltre 120 milioni di bottiglie. Primo vino al mondo seguito dallo spagnolo Cava, che ha aumentato le vendite del 14% e dello champagne con l'11%. Dati che una volta in più esigono chiarezza nell'azione della DOCG più importante del vino più importante al mondo. E l'accordo chiuso giovedì sera, nonostante un infuocato primo consiglio di amministrazione del Consorzio Prosecco Superiore, conferma come le correnti interne alla DOCG siano di fatto arrivate ad una pace armata garantita dai rispettivi vice della Presidente Bortolomiol. Cinzia Somma arriva, dopo la guerra finalmente la pace. Sì, ma la parola pace è bellissima, io credo che insomma sembianze di guerra, dai, basta capirsi. Noi ci troviamo con una base su cui lavorare, lavoreremo su quella base e le invenzioni di Elvira saranno quelle fondamentali per il nostro futuro. Un presidente mediatore dunque, non solo tra le parti, ma anche verso i piccoli produttori. E sicuramente l'interesse deve essere quello dei piccoli, dei grandi produttori, di tutta la denominazione, perché il nostro sistema, la nostra denominazione, io amo dire, è come una catena fatta di tanti anelli e gli anelli devono essere legati l'uno all'altro, devono essere interdipendenti, quindi è per questo che ritengo che il dialogo sia fondamentale, un dialogo fatto nell'ottica della trasparenza, in cui sicuramente ci saranno anche visioni diverse tra le anime della denominazione, ma con il dialogo e con l'intelligenza credo che si possa andare molto lontano. I piccoli agricoltori non devono assolutamente temere la DOC, si tratta di valorizzare il proprio prodotto, è molto semplice, quindi noi useremo il nostro tempo per dire che il Prosecco del Conegliano Valdobbiadene è un Prosecco superiore. Hanno fatto rientro nel pomeriggio di oggi, atterrando all'aeroporto di Venezia, i vigili del fuoco impegnati nei giorni scorsi a Liegi per l'alluvione che ha colpito il Belgio. Il team, composto da personale del Dipartimento della Protezione Civile e personale mezzi dei vigili del fuoco per la ricerca e il soccorso in ambiente alluvionale, era partito giovedì sera per assicurare il necessario supporto alla popolazione belga. Il team di vigili del fuoco, soccorritori acquatici e speleo-fluviali provenienti dai comandi di Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e della direzione interregionale ha operato nei sobborghi di Liegi portando in salvo 40 persone rimaste isolate per l'acqua alta. Parliamo adesso di temi sanitari, torniamo a occuparcene sotto un'altra prospettiva. Il problema è noto a molti trevigiani e riguarda l'assenza cronica di medici di base. Circa 100.000 trevigiani dovranno trovarsi un nuovo medico di famiglia in corso d'anno. Molti professionisti sono andati in pensione e non si trovano sostituti. L'allarme lo lancia anche il sindacato dei pensionati della CGIL di Treviso. Nel 2011 avevamo 696 medici di medicina generale con 880.000 assistiti. Nel 2019
abbiamo perso il 25% di medici, perché ne abbiamo 523, con 770.000 assistiti. Circa un professionista su 7 dei 540 che operano nella Marca verrà a mancare, un problema che in città sopportiamo da tempo, afferma il consigliere comunale Fabio Pezzato. Cittadini e medici meritano più attenzioni. Di fronte ad una prospettiva di medici che giustamente sono andati in pensione, ma chi deve fare la programmazione non sa che tra 5 anni, tra 10 anni si trova un deficit di X medici di base. Io penso che appunto qualcosa deve necessariamente cambiare. La USLA dice che aspetta dalla Regione, la Regione dallo Stato e lo Stato da chi va. Programmazione non solo per la SPI-CGIL, che vorrebbe aprire un confronto diretto con la Regione. Nell'immediato si possono trovare subito delle soluzioni. Assunzioni dirette da parte dell'UIS o con bandi di concorso ad hoc vengano, come posso dire, chiamati in provincia di Treviso, in tutti i 94 comuni, perché ne mancano circa 80. Risponde a strettissimo giro di posta l'ULSS 2 per bocca del direttore generale Benazzi. Sentiamolo. Stiamo ragionando con la conferenza dei sindaci per vedere se riusciamo a trovare delle soluzioni nel momento in cui abbiamo delle zone carenti, non occupate ovviamente, quindi non con medici che arrivano per coprire il posto. A fine agosto avremo anche la graduatoria pronta, fatta da Azienda Zero, quindi sapremo quanti medici potranno occupare i posti mancanti e in base a quello poi faremo una strategia in rete con i sindaci. Queste le parole di Benazzi, ma parliamo adesso di sport con lo spettacolo garantito questa mattina dal Gran Fondo Pinarello tra emozioni di sport e di amicizia. Eccole, forza San Tommaso, in questo momento tutto, nuovo stadio elettrico liscio, tutto, Pietro Dutto! È lo sprint di Pietro Dutto a chiudere nel cuore di Treviso una mattinata di sport e amicizia tra i luoghi più caratteristici della Marca, la bellezza della bicicletta ma anche la bellezza dalla bicicletta per un evento, la Gran Fondo Pinarello, che sa di ripartenza pure per lo stesso vincitore. E quest'anno tornare alla normalità è una figata, siamo tutti contenti di essere qua e è bellissimo tornare a competere e soprattutto a gioire assieme del ciclismo. Gioia che si è vista lungo tutti i 153 km della Gran Fondo e i 113 della Medio Fondo, e questo nel rispetto delle regole anti-Covid. Gli stessi partecipanti, ben 2000, hanno indossato la mascherina sia alla partenza che all'arrivo. Grande attenzione, grande sensibilità, siamo nella fase di convivenza con il virus e quindi queste attenzioni sono doverose, però laddove ci sono degli organizzatori seri e attenti questi problemi non ci sono. È una festa del ciclismo, una festa per il territorio, perché rappresenta una grossa parte del territorio dell'UNESCO. 24esima edizione che arriva in un momento di crescita anche per il comparto della bici, cruciale nella Marca. Il ciclismo sta avendo un boom che però era nato prima del Covid, è stato solo accelerato. Sicuramente è un trend, non è semplicemente una bolla. Resta una domenica sui pedali e ogni pedale è una storia. È andata bene, percorso veloce, selettivo, belle salitine, molto impegnativo. E qual è stato il momento più duro, il muro di Ca del Poggio? Che cosa? Il muro di Ca del Poggio è sempre il muro, sì, quello, assolutamente quello. Ho fatto seconda nel percorso medio, dunque pienamente soddisfatta del risultato. Bello pedalare ma anche guardare soprattutto la città e i paesi che tornano ad animarsi. Molto bello, tutto quanto allegro, almeno male si può essere un po' più, diciamo, sereni, dai. Viva sempre, viva i ciclisti! 3, 2, 1. E a proposito del famigerato muro di Ca del Poggio, da qui partiranno 5 ciclisti trevigiani che raggiungeranno in 5 giorni il muro di Bretagna. Tutto questo per raccogliere i fondi necessari a sostenere la sfida di Sami Basso.
Allora, questa si chiama La Grande Impresa, 5 cicloamatori partiranno proprio da qui, dal muro di Cadelpoggio, sono della squadra Fortissimi, per raggiungere il muro di Bretagna in Francia. Noi siamo gemellati come muro di Cadelpoggio col muro di Bretagna. Per fare cosa? Facciamo una giornata, un'impresa dedicata, dura 5 giorni, per arrivare sul muro di Bretagna e per raccogliere fondi per la progeria di semibasso, una malattia rara, degenerativa, per la quale stiamo sperimentando una nuova iniziativa, una nuova cura. I chilometri percorsi sono pedalate per la ricerca. Dall'Italia alla Francia, un'impresa da leoni per 5 ciclisti trevigiani della squadra Fortissimi, con lo scopo di raccogliere fondi per l'associazione italiana Progeria del nostro semibasso. Conosciuto e amato da tutti, Semi, oltre ad aver fatto conoscere al mondo la sindrome della progeria, continua a raccogliere fondi per curarla. Semmi sarà il testimone di questa bellissima iniziativa e ci terrà aggiornati. Qui potete, come avete visto, donare quello che preferite e ognuno di voi potrà essere, diventare titolare di 1 chilometro di questa meravigliosa iniziativa. Pietro Chiesurin di Sernaglia della Battaglia, Filippo De Luca di Vazzola, Luca dall'Armellina di Santa Lucia di Piave, Gian Domenico Santarossa di Fontanelle e Romeo Bissoli di Salgareda pedaleranno per 7 giorni per un percorso lungo 1665 km suddivisi in 7 tappe, con un dislivello che arriva fino ai 2336 metri. La grande impresa sarà seguita sui canali social del Muro Cadelpoggio. Acquistare 1 chilometro percorso dai 5 trevigiani sarà un po' come dare una spinta alla ricerca per curare la progeria, sarà un po' come farla correre un po' più in là. In bocca al lupo quindi ai nostri 5 ciclisti trevigiani. Adesso per noi c'è la pubblicità, fra poco. Di nuovo in onda per parlare di lotta al tumore al seno. In piazzale Burchiellati a Treviso la sfilata delle donne che stanno combattendo la malattia. Raccolti 4.500 euro donati alla LILT. Hanno sfilato in passerella senza paura, mostrando la loro femminilità e soprattutto la loro forza e voglia di vivere. 43 donne che hanno affrontato o stanno ancora affrontando la battaglia contro il tumore al seno hanno sfilato in piazzale Burchiellati trasmettendo energia, coraggio, gioia di vivere e tanta emozione. Con quanta forza sono riuscite a superare il momento e a mettersi in discussione, e mi hanno emozionata. Io veramente sono rimasta senza parole. Ad applaudire le donne di Caffè Coraggio, Achea Rosa e Stella Polare, anche la coreografa veneta d'adozione Caroline Smith, portabandiera della lotta al tumore dal palco di Ballando con le Stelle. Io dal 2015 che sto combattendo contro questo tumore e ho preso proprio di petto andare in televisione e buttare giù questo muro di tabù e la vergogna, perché più che ci parliamo meglio è, perché così le donne che hanno un po' meno paura e poi possono fare più controlli. L'importanza della prevenzione sottolineata dai numerosi medici presenti alla serata alla luce dell'elevata incidenza di questo tipo di tumore. Più del tumore del polmone e del tumore del colon. Addirittura si pensa che tra le donne la percentuale nel Triveneto di tumore alla mammella raggiunga il 40% di tutti i tumori femminili. Nella serata sono stati raccolti 4.500 euro che verranno donati alla LILT per l'acquisto di attrezzature per la palestra riabilitativa della nuova sede di Via Venzone. E così la passerella di queste donne che combattono contro il tumore al seno è diventato un inno alla vita. Per la nostra consueta rubrica domenicale Un oggetto, una storia curata da Lucio Zanato, vi raccontiamo una bellissima storia che arriva da Conscio, la storia di una dedica speciale, una canzone dedicata a una mamma che non c'è più da parte di ben 10 figli. Mamma è il nome più caro che c'è, Maria, L'ultima canzone alla mamma, un rito delle nostre radici contadine quasi scomparso nelle nostre comunità. Ma non a Conscio, dove per Gemma dei Rossi, una delle famiglie storiche del Radicchio Rosso di Treviso, i 10 figli hanno voluto salutarla così, con un coro, soprattutto un brano vecchissimo,
perché per la gente dei campi non esiste l'antico, ma il vecchio e il nuovo. E Mammina mia mammina era una delle canzoni che hanno cantato generazioni di gente della terra alle loro madri, così come i Criveller in una mattina d'estate hanno fatto per la loro mamma Gemma. Non solo 10 figli, tra cui io stesso, ma anche 20 nipoti, 5 pronipoti. È stata una cerimonia, direi, non soltanto familiare, ma anche comunitaria. In quelle rughe specchiarmi saprò, specchiar la vita mia. Forse uno degli ultimi esempi di comunità vera, dove il percorso della vita viene condiviso ogni giorno, nella festa come in quello del lutto. È una canzone che accomuna davvero tutti, perché tutti hanno una mamma. Cantata nel camposanto di campagna come nei cimiteri monumentali da chi era andato a cercare lavoro nelle grandi città, Mammina mia mammina è il legame non solo di sangue, ma anche con la propria madre terra. Mamma mia mamma, io sono con te. Mamma mia mamma, vivo per te. Canzone dell'emigrazione Mammina mia mammina ci riporta alle madri lontane da quei figli finiti nelle miniere per pagare i debiti di una guerra perduta o nelle Americhe a catar fortuna. E allora questa vecchia canzone diventa non solo attualissima, ma soprattutto un segno della nostra storia da non dimenticare mai. Però abbiamo avuto anche il dono del Signore di poterla salutare comunitariamente, in un periodo in cui purtroppo molte persone non hanno potuto salutare i loro cari e questo è veramente una cosa inaccettabile. Si può capire che durante la pandemia la situazione è stata veramente emergenziale, però si muore una volta sola e bisogna morire in una maniera dignitosa. Ed il mio cuore per sempre sarà. Questa è la storia raccontata per noi dal nostro Lucio Zanato, ma ci lasciamo con le immagini più suggestive della festa del Redentore, con i fuochi d'artificio che hanno riempito la notte veneziana, fuochi che hanno avuto un significato molto profondo, soprattutto in questo periodo. Li rivediamo insieme, io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione, subito dopo le previsioni e del tempo. Buon proseguimento di serata. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Bentrovati al Meteo. La settimana inizia con il bel tempo, la pressione atmosferica torna a salire e dunque avremo un lunedì 19 luglio piuttosto stabile. Nel dettaglio sul Veneto sarà una splendida giornata caratterizzata dalla presenza del sole. Non sono infatti attese precipitazioni degne di nota e il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche innocua velatura. Temperature stazionarie minime tra 17 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra i 29 e i 33 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà lo stesso, ampio soleggiamento dappertutto, senza piogge, solo con qualche addensamento. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime sui 31-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato solo con qualche piovasco sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime infine sui 31 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.
Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.